la Virtus Cagliari che esordisce tra le mura amiche contro l'Ecodent Alpo. Io sono in compagnia del presidente Riccardo Fava. Allora, dopo la sconfitta, insomma, all'esordio un confronto anche con le ragazze, ha rimproverato, tra virgolette, di aver sottovalutato l'impegno. Oggi con quale spirito si riparte? Buonasera, abbiamo sicuramente nella partita precedente preso un po' sotto gamba le avversarie e non siamo entrati con la concentrazione giusta. Oggi spero che la partita si svolga in modo diverso e pensiamo di affrontare la squadra che ci sta di fronte con un'altra grinta, in un altro contesto. È una di quelle partite che insomma possono valere la salvezza tra le mura amiche, sarebbero due punti importanti questi, quelli che pesano, i punti famosi che pesano poi alla fine in classifica. Abbiamo ancora un organico che per un certo verso incompleto, manca ancora una guardia che è Eleonora Fava, che si dovrà aggiungere al gruppo nelle prossime settimane. Adesso oggi rientra Scibelli e diciamo che il 70-80% della sua prestazione, della sua forma sarà almeno un buon viatico per poter aiutare la squadra. Senza di lei sicuramente la squadra era fortemente handicappata. Oggi il discorso del punto in più, punto in meno, cioè del vincere o perdere, ancora siamo alla seconda partita di campionato, è ancora presto per poter necessariamente aver fame di punti. Quello che ho detto alle ragazze è di giocare col massimo dell'impegno e della grinta e cercare di fare in modo di lasciare proprio il campo sapendo di essere consapevoli di aver dato tutto, che è quello l'importante. Che è stata, scusando il gioco di parole, per voi, insomma è un momento difficile per tutto il movimento isolano della pallacanestro, avete dovuto insomma ricostruire, come vi siete mossi? Presentiamo anche un po' la squadra, il primo appuntamento su Directa Sport, cosa ci può raccontare? Certamente, abbiamo fatto un rimodernamento della squadra in quanto la nostra Innocenti, Sara Innocenti ci ha lasciato, è andata a giocare più vicina a casa e quindi sicuramente è stato un vuoto da colmare. Non so se ci riusciremo perché era una giocatrice molto importante, facciamo di tutto per farlo. Abbiamo preso un innesto buono che darà un fulcro importante alla squadra, che è quello di Carolina Scibelli, che già conoscevamo. Abbiamo un importantissimo rientro, perché è già stata anni fa con noi, che è quello di Sabrina Paciglio, che è una maestra del basket sia per anni di esperienza sia per l'età che ha potuto manifestare in campo, perché ha fatto decine e decine di campionati importanti tra A1 e A2. Ora le altre giovani sono tutte giovani che ruotano intorno al nostro settore giovanile, che noi stiamo spingendo per poter far crescere. Zizzola è una ala lunga pivot che viene dal giovanile della Reyer Venezia, e invece Mia Masic è una ala forte, una guardia ala che abbiamo preso da Muggia, ed è una giocatrice di sicuro talento, giovanissima però di sicuro talento, che ci dà una grossa mano a cercare di portare avanti questo campionato. Soffermiamoci un pochino sulle giovanissime, abbiamo visto un pochino l'anno scorso, soprattutto Giada Podda, Laura Pellegrini Bettoli, quest'anno sono chiamate anche loro a un ulteriore salto insomma in avanti. Abbiamo Silvia Loi, Laura Pellegrini, abbiamo Giada Podda e abbiamo Laura Porti. A queste si è aggiunta anche Carlotta Zucca e fanno parte tutte del team delle nostre giovani. Su quelle lavora l'allenatore, lavora tutta la società per fare in modo che crescano il più fretta possibile, per avere sempre più sardità a questa squadra. C'è da dire che, fermo restando che le istituzioni come al solito latitano, perché non abbiamo avuto certo promesse né tantomeno speranze di poter fare o avere aiuti maggiori di quelli che sono stati gli anni passati, nonostante poi il basket femminile in Sardegna sia rimasto ora come ora quello che è di prima fascia, come Virtus Cagliari, San Salvatore e Cus Cagliari. Nonostante questo però vediamo che da quelle che ci sono state le prerogative, le promesse,
e quelli che saranno gli aiuti e gli sforzi da parte dell'assessorato regionale dovrebbero essere gli stessi dell'anno scorso. Ecco perché noi ci stiamo mettendo a lavorare sulle nostre forze per sperare di poter costruire qualcosa. C'è un aspetto tecnico di cui non abbiamo ancora parlato, ovvero il tecnico Nello Schirru, confermato. L'anno scorso è stato importante con la sua esperienza, è subentrato in corsa, è riuscito a portare in salvo la squadra, non è mai stata in discussione la sua conferma, insomma. No, la sua conferma non è in discussione, aveva un contratto biennale, Nello è un vecchio appassionato Virtus, in quanto è stato già allenatore della Virtus, ha sicuramente un bagaglio di esperienza che ci può far comodo, ora come ora ha preso la squadra in mano dall'inizio, quindi vogliamo solo sperare che possa far bene e meglio anche dell'anno scorso, in cui è dovuto intervenire a metà opera e con le difficoltà che ci sono sempre nel prendere una squadra a metà campionato. Quest'oggi la prima partita in casa, se possiamo fissare un obiettivo, meglio due, ovviamente la salvezza e la crescita delle giovani. Questi sono insomma i punti cardine di questa stagione, possiamo fissarli. Sì, questa è la prerogativa principale che si propone l'allenatore e la società, non guardare il risultato, non guardare la partita, non guardare la classifica, perché noi siamo contenti di una permanenza in Serie A e quindi una permanenza che può arrivare alla fine, a metà classifica o tranquillamente se le giocatrici dimostrano il loro valore, fermo restando che il principale progetto è quello di salvarsi, disputare un campionato di A2 decoroso e far crescere al massimo, far dare spazio massimo a quelle che sono le nostre giovani. Perfetto, sta iniziando la presentazione delle squadre, allora io libero il presidente Riccardo Fava, lo ringrazio per essere stato nostro ospite, vado a recuperare la mia postazione di commento, noi ci risentiamo tra qualche istante pronti a raccontarvi la diretta di Virtus Cagliari Ecodent Alpo. Numero 0 Santaretti Francesca, 5 Compagni Susanna, numero 6 Orsetto Elena, con 7 con 9 Zanella Maria, con l'11 Riccia Radice, con 12 Zinic Marina, con 14 Zanardelli Silvia, 15 Fumagalli Marina, con 30 Monica Giulia Capitano, allenatore Soares Nicola, vice allenatore Saviano Paolo. Virtus Cagliari, numero 4 Masic Mia, numero 5 Loi Silvia, con l'8 Pacilio Sabrina, 9 capitano Castillo Beatrice, con 10 Mura Valentina, l'11 Poda Giara, il 12 Porcu Laura, 13 Pellegrini Laura, 14 Ballardini Giara, 17 Scipelli Carolina, 20 Zisola Leonora, 15 Zucca Carlotta. Allenatore Silvio Epifano, aiuto allenatore Capponi Claudio. Forza Virtus! Torniamo in diretta allora dal Pala Restivo di Cagliari, pronti, mancano ormai 4 minuti all'inizio di questo Virtus Cagliari Ecodent Alpo, seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 femminile di basket. Siamo in diretta ovviamente su directasport.it, su sardegnasport.com, non solo su questo campo ma anche su un altro campo, ovvero il campo di Oristano, dell'Ariete Vestis Oristano, impegnata quest'oggi contro il Monteporzio Sharks di Roma, sfida valida per il campionato di Serie B2 femminile che vi stiamo proponendo in diretta proprio in questi istanti sui nostri canali, sfide che ovviamente potrete rivedere poi a partire da lunedì in alta definizione sempre sui nostri canali. Abbiamo analizzato a lungo assieme al presidente della Virtus Cagliari Riccardo Fava quelli che sono non solo i temi di questa partita ma soprattutto i temi che hanno caratterizzato l'estate della Virtus Cagliari che abbiamo già scoperto nel corso del trofeo Acqua San Giorgio proprio su questo campo, evento anche quello che vi abbiamo trasmesso in diretta che potete rivedere sul nostro canale YouTube.
Virtus Cagliari, che dicevamo arriva da una nettissima sconfitta patita a Costa Masnaga settimana scorsa, un 72-40 senza appello. L'unica giocatrice a brillare per la formazione bianco-blu è stata la solita Sabrina Pacilio, autrice di ben 19 punti. Per il resto c'è stato poco, una prova che ha fatto arrabbiare il presidente Riccardo Fava, che in settimana ha avuto un confronto con le sue ragazze, alle quali ha chiesto maggiore impegno, ha chiesto soprattutto di non sottovalutare tutti quelli che saranno le prossime avversarie. Dall'altra parte invece l'Ecoden Talpo arriva anche lei da una sconfitta all'esordio in campionato, in questo caso maturato tra le mura amiche contro Pordenone, squadra composta in larga parte da giocatrici provenienti dal settore giovanile della Reyer Venezia, che andremo a vedere invece domani sui nostri schermi, impegnata contro il Cus Cagliari per la terza giornata del campionato di Serie A1 femminile. Dicevamo sconfitta in casa contro Pordenone, 68-65 il punteggio. Non sono bastati alla formazione di Villafranca di Verona i 18 punti di Marina Zinic, giocatrice bosniaca, neoacquisto della Ecoden Talpo, di cui avremo modo di parlare nel corso di questa telecronaca. 1 minuto e 10 all'inizio della partita, riepiloghiamo anche quelli che saranno poi i prossimi impegni delle due squadre dopo questa gara. Virtus Cagliari che sarà impegnata con un'altra difficile trasferta sul campo di Marghera, invece l'Ecodent Alpo tornerà tra le mura amiche di Villafranca di Verona, dove sarà impegnata contro Crema. Le altre partite di questa seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A sono Fassi Albino Marghera, Pordenone Bolzano, Crema Costa Masnaga, Velco Vicenza Castel Carugate, San Salvatore Selagius Castelnuovo Scrivia, evento ovviamente anche questo coperto con le nostre telecamere, vi andremo a proporre invece in differita a partire da lunedì, ovviamente in alta definizione su directasport.it e sardegnasport.com. A chiudere il quadro della seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A, la sfida tra Broni, formazione nella quale milita anche una giocatrice sarda, ex Virtus Cagliari lo scorso anno, Angela Dettori, in casa contro Milano. Tutto pronto per l'inizio della gara, che sarà diretta dai signori Matteo Colombo di Cantù e Giuseppe Langella di Vimercate. Andiamo allora a rendervi conto dei quintetti in campo. Per l'Ecoden Talpo va a saltare in maglia numero 12 proprio Marina Zinic, giocatrice bosniaca di cui abbiamo parlato in precedenza, poi la numero 6 Susanna Toffali, la numero 30 Giulia Monica, capitano della Ecoden Talpo, la numero 9 si tratta di Maria Zanella e la numero 11 a chiudere il quintetto Alice Richter. Dall'altra parte per la Virtus Cagliari invece Valentina Mura con il numero 8, c'è invece Sabrina Pacilio con il numero 4 Mia Masic, uno dei nuovi arrivi in casa Virtus Cagliari. Completano il quintetto la numero 20, si tratta di Eleonora Zizola, e la numero 17 Carolina Scibelli, che prova proprio in questo momento il tiro, è corto. Ecoden Talpo in vantaggio sul 2-0, è andata a segno la formazione di coach Nicola Soave nel corso del suo primo possesso. Qui prova a prendere la linea di fondo la numero 6, si trattava di Elena Borsetto e non di Susanna Toffali, come vi avevamo detto in precedenza, giocatrice che invece veste la maglia numero 5. È arrivato l'errore dalla parte della Ecoden Talpo, Virtus Cagliari che si è già riportata in zona d'attacco. Deviazione, palla sporcata e rimessa in zona offensiva per la formazione di coach Nello Schirru, che rimette con Sabrina Pacilio all'indirizzo di Valentina Mura, cercata Zizola che prendeva posizione in post basso anticipata. Allora può partire l'Ecoden Talpo con Monica Giulia, la palla che torna in punta all'indirizzo di Elena Borsetto. Ora prova a prendere la linea di fondo Marina Zinic, la giocatrice
Bosniak che però pesta la linea di fondo, dunque palla persa per la Ekodentalpo che allunga la difesa e viene fuori comunque con grande facilità la Virtus Cagliari. Il pallone consegnato nelle mani di Valentina Mura che chiama lo schema offensivo, esce dai blocchi Mia Masic, il tiro tentato e realizzato da 2 punti, dunque arriva il pareggio per la Virtus Cagliari. Eleonora Zizola deve allacciarsi le scarpe. Piccola pausa nel corso di questo primo quarto, 8 minuti e 18 secondi alla prima sirena. 2-2 il punteggio tra Virtus Cagliari ed Ekodentalpo. Formazione ospite che si riporta in zona offensiva con Elena Borsetto, il suggerimento in direzione di Monica, il pallone ribaltato per Zanella, il tiro tentato e realizzato da Alice Richter, un tiro frontale morbidissimo dalla media distanza. 4-2 Ekodentalpo. Virtus Cagliari che già dall'altra parte, il blocco portato dal numero 17, si tratta di Carolina Scibelli all'indirizzo di Valentina Mura. Palla ora in angolo, ancora per Mura, passaggio dentro, ancora per Scibelli che riesce ad andare a segno prendendo bene posizione, lavorando bene con il fisico. Si prosegue allora punto a punto, qui persa per un attimo lungo la linea di fondo Elena Borsetto, si lotta a rimbalzo, il pallone che cade nelle mani di Giulia Monica, si lotta a terra con Valentina Mura, chiamato il fallo, però fallo che dovrebbe essere stato comminato ai danni di Zizola e dunque rimessa dal fondo per la Ekodentalpo. Tanto c'è da discutere al tavolo con il signor Langella che ha già risolto con gli ufficiali di campo, qui dimenticata completamente Alice Richter che può appoggiare facilmente i punti che valgono il nuovo vantaggio Ekodentalpo sul 6-4, errore banale da parte della difesa della Virtus. Ha completamente dimenticato di marcare la giocatrice in maglia numero 11 bianca, qui giganteggia a rimbalzo Zizola, scusate, che però non riesce poi a convertire il lay-up che sarebbe valso il nuovo pareggio. Virtus Cagliari prende la tripla aperta e la sbaglia Richter, si lotta a rimbalzo, ancora Ekodentalpo in attacco, ancora Richter costretta a fermare il palleggio, chiusa molto bene, contropiede 2 contro 1 per la Virtus con Valentina Mura solitaria, la sua conclusione con la mano mancina, 6-6 ed è a zone intanto la Virtus. Mossa importante subito da parte di coach Nello Schirru, qui Giulia Monica prova a prendere il centro dell'area, la palla fuori per Zanella, la finta e il passaggio ancora fuori per Monica, fa saltare la numero 8 Sabrina Pacilio, il tiro è sbagliato e poi a rimbalzo fa valere i suoi centimetri Marina Zinic che segna il lay-up dell'8-6 con anche il fallo che potrebbe valere il +3 Ekodentalpo. Sbagliato il libero aggiuntivo da parte di Marina Zinic. Si riprende allora con una rimessa dal fondo in favore della Virtus Cagliari, ancora la pressione della Ekodentalpo con Valentina Mura però che ne viene fuori con grande brillantezza, pressata Masic, il pallone quasi scaraventato addosso alla compagna Carolina Scibelli, qui con una finta Alice Richter riesce a realizzare il lay-up del 10-6. Momento di difficoltà per la Virtus, qui raddoppiata Valentina Mura, salvata tra virgolette dagli arbitri in una situazione molto complicata. Era stata raddoppiata a ridosso della linea di metà campo Valentina Mura
è arrivato il fallo comunque. E Virtus Cagliari che può ripartire, il passaggio consegnato in direzione di Masic, il pallone ora per Zizola che prova il tiro in corsa, lo sbaglia, si lotta a rimbalzo, riesce a mantenere vivo Scibelli e si torna in punta da Masic, ancora Mura, la partenza di Masic che però non riesce nello scarico. Continua allora il momento di difficoltà per la Virtus, quando siamo giunti ormai quasi alla metà del primo quarto. Il tiro dalla lunga distanza lasciato partire da Elena Borsetto non è andato a segno, rimbalzo controllato dalla Virtus, ora Masic. Il palleggio insistito da parte di Masic, un po' fermo l'attacco della Virtus, ora Sabrina Pacilio riesce a servire Zizola che lavora dal post, il tiro in allontanamento solo tabellone. L'ultimo tocco a rimbalzo però è stato di una giocatrice della Eco Dentalpo e in particolare di Maria Zanella. E Virtus Cagliari ancora in attacco, formazione di coach Nello Schirru che non riesce ormai da diverso tempo a realizzare. Vediamo se ci riesce ora con Carolina Scibelli, bel giro sul perno da parte della giocatrice in maglia numero 17, qui pasticcio sulla rimessa dal fondo. E Virtus che ha l'occasione allora per pareggiare, rimessa eseguita con qualche problema, raccoglie Zizola e consegna nelle mani sapienti di Carolina Scibelli. Ora Valentina Mura, prontamente chiamato lo schema da parte di Valentina Mura, usa il fisico la giocatrice nuova entrata in maglia numero 0 Francesca Santarelli. Arrivata la palla persa da parte della Virtus che non è riuscita dunque a capitalizzare il possesso che avrebbe potuto valere il pareggio, eventualmente anche il sorpasso. Ancora a zona la Virtus, prova il tiro da 3, Zanella, tap out da parte di Monica e ancora in attacco la formazione veneta. Palla in punta per Santarelli, mano sinistra, scarica fuori per Zanella da 3, lungo, si lotta a rimbalzo, Zinic ancora sul pallone, attorniata da ben 3 avversari in questo caso, chiamata la palla contesa. È la Freccia che premia la formazione allenata da coach Nicola Soave, coach che ha provveduto a un altro cambio con l'uscita da parte di Maria Zanella e l'entrata in campo da parte della giocatrice in maglia numero 5 Susanna Toffali. Piccola pausa della partita in cui si asciuga il parquet. Riepiloghiamo allora i quintetti. Virtus Cagliari con Mia Masic, Valentina Mura, Carolina Scibelli, Sabrina Pacilio e Eleonora Zizola. È sostanzialmente lo starting five a cui coach Nello Schirru non ha ancora apportato dei cambiamenti. Eco Dentalpo invece con Santarelli, Richter, grande protagonista nelle fila venete in questo inizio di partita. Qui intanto seguiamo l'azione di Valentina Mura, sfortunata, era una bella iniziativa la sua, dicevamo del quintetto della Eco Dentalpo, abbiamo detto di Santarelli, poi Zinic, Richter, Toffali e la giocatrice in maglia numero 30 Giulia Monica. Qui il tiro piazzato a segno da parte di Sabrina Pacilio che vale la parità qui al pala restivo. 3 minuti e mezzo ancora da giocare nel corso del primo quarto. Eco Dentalpo che manovra in zona offensiva, il tiro piazzato dall'angolo, ancora a segno, ancora Marina Zinic, non solo giocatrice interna ma anche abile con il tiro dalla media distanza, lo ha dimostrato anche in questo caso. Arriva qui il blocco di Scibelli all'indirizzo di Valentina Mura, Scibelli che poi prova la tripla che è però lunga, già recuperato il rimbalzo da parte della Eco Dentalpo, qui decide di spendere il fallo per fermare il contropiede. Sabrina Pacilio dall'alto della sua esperienza. 12-2 il punteggio in favore della formazione di Villafranca di Verona, il primo time out della partita che è stato chiamato da coach Nello Schirru.
Si torna a giocare al Pala Restivo, 2 minuti e 51 secondi al termine del primo quarto, più 2 Ecodent Alpo sulla Virtus Cagliari, che ora difende la rimessa in direzione di Monica, che non ci pensa due volte, manda per aria il tiro dalla media distanza, ancora a segno, 14-10, e ancora pressione sulla rimessa, corre tanto la formazione veronese, brava però ancora Valentina Mura a uscire fuori bene dalla pressione. Qui esce dai blocchi Masic, fronteggiata da Toffali, mano destra, prova la penetrazione, Mia Masic non riesce però a concludere, trova lo scarico per Scibelli, 2 secondi per la conclusione dell'azione, il tiro che però non trova il bersaglio, già dall'altra parte è Monica, servita ora a Richter, fuori ancora da Monica, liberissima, manda per aria il tiro da 3 punti e lo manda a segno. Infuriato coach Nello Schirru, che fa richiamare dalla panchina la giocatrice in maglia numero 14, la playmaker Giada Ballardini. Altra palla persa dalla Virtus, canestro facile da sotto per Zinic, sconsolata la panchina bianco-blu. Ora Virtus che è scivolata sul -9, palla che arriva in qualche modo ora in zona offensiva, ancora con Mura. Si fa vedere e riceve in questo momento Masic, prende bene posizione con il fisico, Carolina Scibelli, il servizio al suo indirizzo non è però preciso, qui spazio ancora dalla media distanza, Richter stavolta sbaglia, l'ultimo tocco a rimbalzo è stato della numero 5 Susanna Toffali. Dunque Virtus che torna in possesso del pallone. Esce Marina Zinic in casa Ecodent Alpo, gran protagonista di questi primi 9 minuti. Al suo posto c'è la giocatrice in maglia numero 15, si tratta di Marina Fumagalli. Cambio anche in casa Virtus, l'avevamo vista prima sul cubo dei cambi, ora sul parquet Giada Ballardini, scusate. Qui altro canestro da parte di Sabrina Pacilio. C'è bisogno della sua esperienza, del suo carisma per tenere botta in un momento particolarmente difficile come quello che sta vivendo la Virtus in questo momento. Qui la penetrazione da parte di Monica, il suo tiro è sputato dal ferro. Riparte ora la compagine cagliaritana, il tiro da 2 punti lasciato partire da Mia Masic è però sbagliato. Qui pasticcio da parte della Ecodent Alpo, il servizio troppo lungo all'indirizzo di Giulia Monica che non può controllare. E allora 24 secondi esatti per l'ultimo attacco del primo quarto per la Virtus Cagliari. Coincidono dunque il cronometro dei 24 secondi e il cronometro della partita. Ballardini ha servito Masic, il pallone in angolo per Sabrina Pacilio, ancora a segno. 5 secondi ancora per l'attacco della Ecodent Alpo con Santarelli, trovata Richter dall'angolo, il tiro che in questo caso non trova il bersaglio. Allora termina il primo quarto, dopo i primi 10 minuti al Pala Restivo in vantaggio c'è la Ecodent Alpo col punteggio di 19-14 sulla Virtus Cagliari. Torniamo in diretta dal Pala Restivo di Cagliari, tutto pronto per l'inizio del secondo quarto tra Virtus Cagliari ed Ecodent Alpo. Il punteggio dopo i primi 10 minuti vede avanti la formazione ospite sul punteggio di 19-14. Qualche difficoltà per la formazione virtussina, soprattutto sulla pressione costante della formazione di coach Nicola Soave, soprattutto con la zone press. Qui rende pan per focaccia la Virtus con Sabrina Pacilio, l'anticipo, perde per un attimo il pallone, poi riesce a recuperarlo, il tiro di Masic che è anche in questa circostanza sbagliato. La giocatrice croata non ha ancora trovato la giusta misura con il tiro. Riparte la Ecodent con Santarelli, la palla in punta. Richter, ribaltato il lato per Zanella, prova a prendere il centro dell'area, perde un altro pallone, sembra aver stretto qualche vite difensiva la Virtus. Buono l'approccio
in questa fase iniziale del secondo quarto. Qui ricezione profonda per Zizola che si appoggia al tabellone e realizza i punti del -3 Virtus Cagliari, 16-19. Buono l'approccio per le ragazze di coach Nello Schirru, soprattutto dal punto di vista difensivo. Qui il passaggio consegnato per Zanella, trova il corridoio per la penetrazione, il tiro dalla media distanza di Santarelli in questo caso. È Ecodent che si sta dimostrando formazione abile con il tiro da fuori, soprattutto quella mattonella, ovvero l'angolo, sta premiando da Ecodent in questa fase iniziale della partita. Qui altra ricezione profonda, stavolta per Mia Masic che tiene il contatto e realizza il canestro con fallo. Dunque possibile gioco da 3 punti per Mia Masic, guardia croata classe 1993, 180 cm di altezza per lei, giocatrice che arriva dalla Interclub Muggia, dove l'anno scorso ha avuto una media di circa 13 punti a partita. Talento già adocchiato dalla nazionale croata, qui ha avuto modo di militare nelle varie selezioni giovanili. Qui si va a lottare a rimbalzo, arriva il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Zizola, se non abbiamo visto male, fallo su Marina Zinic che nel frattempo era tornata in campo. Se non altro buon segnale di aggressività per la Virtus che ora allunga ancora la difesa. Zinic porta il pallone in zona offensiva, lo consegna poi a Santarelli, palla per Zanella che riceve in questo momento, fronteggiata da Pacilio. Ora Toffali ribalta ancora per la numero 0 Santarelli, il pallone che carambola nelle mani di Marina Zinic che non si fa pregare e realizza il canestro che vale il 24-18 per la Ecodent Alpo. Ancora Sabrina Pacilio prova qui a prendere la linea di fondo, perde il controllo del pallone, poi ha un gesto di stizza, scappata via la sfera dalle sue mani. Coach Nello Schirru che non nasconde le sue perplessità, a suo avviso probabilmente c'era un fallo sull'esperta giocatrice campana ma ormai cagliaritana da adozione, che abbiamo visto l'anno scorso con la maglia dell'Astro Cagliari. Qui Santarelli prende il centro dell'area, con la mano sinistra va a realizzare il canestro con fallo. Possibile gioco da 3 punti anche per Francesca Santarelli, giocatrice classe 1994, pronta in lunetta per il libero aggiuntivo, mandato puntualmente a segno. Allora +9 Ecodent Alpo. Parziale di 6-0, se non ricordiamo male, aperto in favore della formazione ospite, con la Virtus che in apertura del secondo quarto si era riportata sul -3, ricacciata indietro, prova a smuovere le acque. Ora Mia Masic che trova un bello scarico in direzione di Sabrina Pacilio, sbagliato però il suo tiro, ha già recuperato la Ecodent. Ora Toffali, il tiro da 2 punti secondo gli arbitri è comunque sbagliato, rimbalzo conquistato da parte di Sabrina Pacilio, e già dall'altra parte Mia Masic, la virata e il tiro in precario equilibrio non premiata dal ferro. La giocatrice croata qui decide di spendere il fallo con esperienza già da Ballardini a fermare la transizione della Ecodent. Terzo fallo di squadra per la Virtus Cagliari, 6 minuti e 54 secondi al termine del secondo quarto, 27-18 in favore di chi attacca. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta dal Pala Restivo di Cagliari per la seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile, girone A. Virtus Cagliari, Ecodent Alpo, massimo vantaggio ora toccato dalla formazione di coach Nicola Soave, +11, 29-18.
Pacilio ha servito Zizola, si fa vedere fuori Mia Masic che manda per aria un tiro, voleva il fallo che però non arriva. Qui la pressione sulla transizione della Ecodent, fa tutto da sola, cost to cost quasi da parte di Susanna Toffali. Si lotta sul pallone vagante, l'ultimo tocco secondo gli arbitri è stato di una giocatrice della Ecodent, dunque rimessa dal fondo già eseguita da parte della Virtus. In campo c'è anche Beatrice Mastio, da quest'anno, meglio per questa partita capitano della Virtus. Si attende il rientro in squadra da parte di Eleonora Fava, anche quest'oggi in borghese. Quel fallo subito da Sabrina Pacilio che va a prendersi responsabilità in attacco. C'è bisogno che prenda per mano le compagne in questo momento di grossa difficoltà. Ora Ballardini contro due, Ballardini ferma il palleggio, attaccata Ballardini, muove il perno e arriva l'infrazione di passi. Altra palla persa da parte della Virtus, coach Nello Schirru è su tutte le furie, mentre il collega Nicola Soave richiama in panchina Susanna Toffali e concede il secondo ingresso in partita a Elena Borsetto. Ed è proprio Elena Borsetto a gestire in regia questo possesso, servita in punta Maria Zanella. Qui arriva il fallo commesso su Santarelli, fallo di Giada Ballardini, dovrebbe essere, e così è il suo secondo personale. 5 minuti e mezzo, ci stiamo avvicinando anche alla metà di questo secondo quarto. Doppio cambio pronto per coach Nello Schirru, richiamate in panchina Ballardini e Mastio, tornano sul parquet Valentina Mura e Carolina Scibelli. Ora Zanella in punta, servita a Borsetto, il pick and roll giocato con la numero 15 Marina Fumagalli. Zinic prova ad andare dentro contro due avversari e sbaglia, ma recupera il rimbalzo con grande caparbietà e va anche a subire il fallo che dovrebbe essere stato commesso probabilmente da Masic, se non abbiamo visto male. E altri due tiri liberi allora per Marina Zinic, altro cambio anche per coach Nello Schirru, richiamata Eleonora Zizola. Sul parquet c'è una delle giovanissime di cui abbiamo parlato con il presidente Riccardo Fava in fase di presentazione del match, ovvero numero 11 Giada Podda, guardia classe 1999, nata nel dicembre del 99 appunto, per cui quasi 2000, giovanissima. Ha già avuto modo di esordire nel corso dello scorso campionato di Serie A2. Virtus Cagliari in attacco, ancora un tiro e ancora a segno Sabrina Pacilio a ricucire sul meno 11, 20-31. Santarelli, Zinic fuori per Fumagalli, il tiro da 3 punti e un airball, recupera il rimbalzo lungo Giada Podda, riparte allora Mia Masic. Il palleggio di Mia Masic, chiama palla, vuole ricevere Sabrina Pacilio, servita ora in punta Scibelli, scambia ancora con Pacilio, arriva il blocco di Scibelli, blocco regolare di Scibelli, il fallo invece è stato commesso da Marina Fumagalli. Eccessiva la sua pressione, continua anche la girandola dei cambi, torna in campo pure Giulia Monica ed esce invece Santarelli. Torna in campo anche Alice Richter ed esce Fumagalli. Rimessa in gioco già eseguita per la Virtus, lavora dal palleggio usando il fisico molto bene qui Mia Masic, che con i suoi 180 cm può permettersi di portare anche le avversarie dirette in post. 22-31. Qui prova a rispondere Zinic, palla nuovamente fuori per il tiro da 3 punti cortissimo, recupera
il rimbalzo Mia Masic, che sembra essere salita un po' di colpi nel corso degli ultimi minuti. Sabrina Pacilio a condurre l'azione offensiva della Virtus. In post c'è Carolina Scibelli, la finta, il giro sul perno, non c'è l'infrazione di passi, c'è bensì il fallo che dovrebbe essere stato commesso dalla numero 6 Elena Borsetto, che va a lamentarsi con il duo arbitrale. Virtus Cagliari che comunque potrà usufruire di 2 tiri a cronometro fermo con Carolina Scibelli, ala, classe 1986, nativa di Ischia, 182 cm per lei, giocatrice molto esperta che era già stata in maglia Virtus nella stagione 2013-2014, contribuendo in maniera importantissima alla salvezza con oltre 19 punti di media. Non entrata nella partita di una settimana fa Costa Masnaga a causa di un problema al ginocchio, è in campo oggi. 23-31 il punteggio, 3 minuti 43 secondi all'intervallo lungo, palla persa dalla Ecodent Alpo, fallo in attacco. E Virtus che con pazienza prova a rifarsi sotto. Ora Masic dal palleggio, in punta c'è Scibelli, arriva ora Sabrina Pacilio, persa lungo la linea di fondo. Masic che però sbaglia il tiro con la mano sinistra. Recuperato il rimbalzo da parte della Ecodent. Zanella ora nuovamente in punta per Richter, si fa vedere dall'altra parte Borsetto, si propone Zinic, alto basso giocato con Richter, il semigancio sbagliato, rimbalzo conquistato da parte di Sabrina Pacilio. Qui altro pasticcio con il pallone sui piedi di Valentina Mura, palla banalmente persa dalla Virtus che si morde le mani. Zanella, ora Giulia Monica, il pick and roll giocato con Zinic che però non riesce a trovare l'equilibrio necessario per appoggiare al vetro. La sua conclusione è andare a segno. Pacilio dal palleggio si propone dopo il blocco Carolina Scibelli. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice veneta e dunque la Virtus può rimanere in zona d'attacco ancora con 10 secondi per concludere l'azione. Palla rimessa in gioco per Valentina Mura che ha tanto spazio per il tiro da 3 punti, sfortunata, ma c'è il rimbalzo di Masic, altro errore da parte di Masic. 2 errori sanguinosi in fila per la Virtus, prima la tripla apertissima per Valentina Mura e poi l'errore da sotto di Masic, ma sbaglia anche l'Ecodent Alpo. Riparte Valentina Mura contro 2, Mura fuori da Masic, tiro da 3 con la mano mancina, è molto corto anche in questo caso, rimbalzo conquistato da Alice Richter. Squadre piuttosto lunghe, per usare un termine tra virgolette calcistico. Qui arriva il fallo su Marina Zinic che prendeva posizione in post, c'è il bonus e dunque va a tirare Zinic. 2 liberi per lei, 31-23 il punteggio in favore dell'Ecodent Alpo. Poco più di 2 minuti all'intervallo lungo. Direttasport.it, sardegnasport.com, in diretta dal Palarestivo ma anche da Oristano per la sfida tra Ariete Vestis Oristano e Monteporzio Sharks, campionato di Serie B2 maschile di volley. E poi domani 2 importantissimi eventi con lo speciale 8ª edizione della mezza maratona della ceramica da Semini e in serata l'esordio casalingo del Cus Cagliari nel campionato di Serie A1 femminile. Qui perde palla l'Ecodent Alpo, il pallone all'indirizzo di Richter è fuori misura. Tante palle perse sia da una parte che dall'altra, e senz'altro questo è uno dei temi della gara fino a questo momento. Chiamato lo schema da parte di Valentina Mura che poi decide per un attimo soltanto di fare
tutto da sola, si riparte con il pick and roll tra Masic e Scibelli. Masic va dentro, sbaglia la conclusione, a tutta velocità c'è Borsetto che prende il centro dell'area, va a contenderle il pallone Valentina Mura. A giudizio di Mura il suo intervento era regolare, non è così secondo il signor Langella di Vimercate, che chiama il fallo. Cambio intanto anche per l'Ecodent, richiamata in panchina Marina Zinic, e sul parquet c'è la giocatrice in maglia numero 14 Silvia Zanardelli, pronta in lunetta Elena Borsetto. 34-23, 1 minuto e 20 all'intervallo lungo. Elena Borsetto, play guardia, nativa di Dolo, città celebre anche nella pallacanestro sarda in quanto ha dato i natali a Manuel Vanuzzo fino all'anno scorso, capitano della Dinamo Sassari, campione d'Italia. Assegno Elena Borsetto, più 12 Ecodent Alpo, 35-23. Qui Scibelli, serve il taglio di Mura, ancora fuori da Scibelli, deve fare tutto da sola Scibelli, la sua penetrazione e il tiro alzando la parabola è sbagliato. Ora Borsetto dal palleggio, accoppiata con Masic, arriva il blocco di Richter, palla ancora fuori per la nuova entrata Zanardelli che pesca il jolly da 3 punti. Assegno anche Zanardelli, e attenzione perché la Virtus Cagliari scivola sul meno 15, 38-23. Qui Scibelli prova a regalare un po' di ossigeno alle sue compagne, non ci riesce però con il tiro frontale. Ultimi 22 secondi del secondo quarto, non potrà andare fino in fondo l'Ecodent Alpo. La palla per Monica, il tiro da 3 dall'angolo, assegno, ancora una tripla per l'Ecodent Alpo che va sul 41-23, rottura prolungata per la Virtus Cagliari, e coach Nello Schirru decide che così non fa, vuole parlare con le sue giocatrici e chiama subito un time out. Si torna a giocare al Palarestivo, 9 secondi per l'attacco della Virtus Cagliari, prima dell'intervallo lungo serve un canestro, non soltanto per il punteggio ma soprattutto a livello morale, serve una scossa alle ragazze di coach Nello Schirru che ora si portano in attacco con Valentina Mura. 5 secondi, Mura va dentro, lo scarico in direzione di Podda, il tiro di Podda appoggiato al vetro che non va a segno, sfortunata anche qua la Virtus che avrebbe avuto bisogno di un'iniezione di fiducia. Termina anche il secondo quarto, allora intervallo lungo al Palarestivo, largo il vantaggio della Ecodent Alpo, avanti sul 41-23. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo tra qualche minuto pronti a raccontarvi il secondo tempo di Virtus Cagliari Ecodent Alpo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Si prova però il tiro da fuori con la numero 14 Giada Ballardini. Riepiloghiamo i quintetti. Virtus con Ballardini e Carolina Scibelli. Qui hanno dato saggio della loro intesa con un gran gioco a 2 a completare il quintetto bianco-blu. Mia Masic, Sabrina Pacilio e Eleonora Zizola. Dall'altra parte invece per l'Ecodent Alpo ha mandato a segno il tiro da 3 punti Maria Zanella. A completare il quintetto poi Alice Richter, Giulia Monica, Marina Zinic e la numero 0 Francesca Santarelli. Virtus Cagliari nuovamente in attacco con Scibelli, palla fuori all'indirizzo
della numero 14 Ballardini. Ora si va nuovamente da Zizzola che si crea lo spazio usando il fisico, non riesce però a realizzare da sotto, e sono tanti anche gli errori da sotto da parte della Virtus, fanno male ovviamente al tabellone. 25-44 il punteggio. Qui palla persa anche da parte dell'Eco Dentalpo, non è riuscita a ricevere Maria Zanella nella circostanza precedente. Virtus Cagliari che ha già rimesso in campo anche Beatrice Mastio, capitano quest'oggi, abbiamo detto, della formazione bianco-blu. Chiamato lo schema, prova a smarcarsi Masic sui blocchi di Ballardini. Ballardini che ora si fa vedere per ricevere Sabrina Paciglio. L'1 contro 1 giocato in solitaria, non è fortunata però con la conclusione. Qui cerca il pallone da dietro su Marina Zinic. Ora Zanella per Richter, il ribaltamento dove c'è Monica, il passaggio no look, circola bene la sfera sul perimetro per l'Eco Dentalpo. Il tiro piazzato da parte di Richter è sbagliato. Virtus Cagliari in attacco, quel passaggio lungo a cercare Eleonora Zizzola, suggerimento interessante, buona l'idea, meno l'esecuzione, palla persa dalla Virtus. 7 minuti e 48 secondi prima del termine del terzo quarto. Qui Richter fuori, Zanella, la finta di Santarelli, ancora fuori da Monica, il passaggio in direzione di Richter, il suo consueto tiro dall'angolo, stavolta però non va a segno. Tiro che ha dato spesse volte a bersaglio nel corso dei primi due quarti ed è uno dei segreti del largo vantaggio della Eco Dentalpo. Attacca la Virtus, chiamato lo schema, riceve in questo momento Sabrina Paciglio, la finta è cercata dentro Zizzola che però si muoveva verso l'esterno anziché tagliare verso il canestro. Malinteso tra le due, palla persa per la Virtus Cagliari. Queste palle perse insomma sono anche indice del lavoro che coach Nello Schiru dovrà fare per migliorare l'intesa tra le sue giocatrici. Tanti cambiamenti anche sostanziali nel corso dell'estate, ve li abbiamo presentati con dovizia di particolari prima della palla 2 di questa partita. Qui altra palla dentro per Marina Zinic, a tratti immarcabile per le lunghe della Virtus Cagliari. Altri 2 punti, 46-25, aumenta allora il divario tra le due squadre, ora 21 punti di differenza, sono davvero tanti. Sta scappando via la partita per la Virtus che ha bisogno di una fortissima reazione per riportarsi in scia. Reazione che deve partire dalla difesa, difesa a zona ancora per coach Nello Schirru, un po' il tema portante almeno a livello difensivo della partita per la compagine virtusina. Qui la bella partenza da parte di Monica, pescata Zinic, attacco tutto sommato costruito bene per la formazione di coach Nicola Soave, che però non si ravvede del fatto che il cronometro dei 24 secondi stava andando a spegnersi. Arriva la palla persa e il time out chiamato in questo caso da coach Nello Schirru. 6 minuti 9 secondi prima della fine del terzo quarto qui al Palarestivo di Cagliari, 46-25 più 21 Eco Dentalpo in totale controllo della partita. Virtus Cagliari che ora ci riprova con Giada Ballardini che ha servito Mia Masic, si propone e ora blocca Beatrice Mastio, ancora un blocco di Mastio, Masic prova un tiro difficile in corsa, sbagliato, recupera il rimbalzo e scappa via a tutta velocità Giulia Monica, fermata dal fallo tattico della difesa della Virtus Cagliari. Non è d'accordo con la scelta difensiva della sua giocatrice, coach Nello Schirru. Virtus Cagliari ancora a zona, difende ora Sabrina Paciglio, palla in punta per Santarelli, Zinic ancora fuori, Zanella prova il tiro da 3, questa volta è lungo, lotta a rimbalzo Paciglio, non riesce a controllare il pallone. Eco Dentalpo con l'extra possesso, qui Richter servita quando non si aspettava di ricevere il pallone. Riparte la Virtus a tutta velocità, la tripla in transizione da parte di Sabrina Paciglio a segno.
iniezione di fiducia per la Virtus Cagliari. 28-46, la montagna è ancora insomma piuttosto impervia per la formazione virtussina. Qui la 3 ancora Santarelli, stavolta arriva l'errore, Pacilio non può ricevere, questo passaggio un po' avventato, Zinic sotto canestro decide di uscire di prigione e appoggiare il pallone in direzione di Santarelli. Ora Monica, la partenza, cambia mano, Monica è incontenibile contro la difesa, a dire il vero forse un po' passiva da parte di Mia Masic, un po' arrendevole per così dire. Doppio cambio per coach Nicola Soave, ci sono Borsetto e Toffali per Santarelli e Zanella, mentre il gioco riprenderà con una rimessa in zona d'attacco in favore della Ecodent Alpo. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta dal Palarestivo di Cagliari, seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A 2015-2016. Tutte le gare interne della Virtus Cagliari in diretta per tutta la stagione sui nostri schermi. Questo GL esordio della formazione virtussina che deve recuperare contro l'Ecodent Alpo. Ci prova ancora Sabrina Pacilio col tiro dalla lunga distanza. Qui un eccesso di generosità forse da parte sua, che va a pressare Borsetto sul rimbalzo. Arriva il fallo da parte di Sabrina Pacilio ed esce proprio la giocatrice in maglia numero 8 che lascia il campo in favore di Carolina Scibelli. Ancora difesa, fronte pari per la Virtus, palla sul perimetro. Ora Alice Richter si propone nel pitturato, viene ignorata però Zinic, si va fuori da Borsetto, bella la finta, palla fuori, infrazione di passi direi piuttosto evidente da parte di Borsetto, che aveva mosso il perno, indecisa se tirare o servire la compagna fuori dall'arco dei 3 punti. E la Virtus allora può tornare in zona d'attacco con la regia gestita da Giada Ballardini, che ha servito ora Carolina Scibelli. La palla per Mia Masic che beneficia del blocco di Scibelli. Ora la palla fuori per la partenza ancora di Ballardini, la stoppata terrificante di Giulia Monica che spazza l'aria e spedisce il pallone fuori dal campo. Salita su un po' debole probabilmente Giada Ballardini, e la stoppata di Monica. Si rimane dunque sul 46-28 in favore della Ecodent. Sta per scadere il cronometro dei 24, non arriva in tempo utile il tiro di Mia Masic che aveva realizzato con la mano mancina. Si rimane dunque sul 28-46, punteggio invariato ormai da qualche possesso. Ancora difesa a zona per la Virtus. Ora Zinic fuori da Borsetto, la finta di Borsetto, prova la penetrazione, trova ancora Zinic che muove anche lei il perno. Anche qui infrazione di passi piuttosto evidente. E altro time out della partita, stavolta lo ha chiamato coach Nicola Soave. Ancora la pressione della Ecodent Alpo che non vuole rilassarsi assolutamente, nonostante il largo margine di vantaggio guadagnato nel corso dei primi 28 minuti. Qui arriva l'errore da parte di Zizola e la formazione ospite prova ad allungare ancora, non ci riesce però con la penetrazione di Toffali. Già dall'altra parte Ballardini decide di arrestarsi e Sole allora manda per aria il tiro da 3 punti che però è fuori misura. Doveva comunque prendere questo tiro con 5 metri di spazio praticamente già da Ballardini. Ancora a zona la Virtus, qui il blocco di Richter per il passaggio in direzione di Giulia Monica. Il tiro da 3 punti a segno in questo caso per Elena Borsetto.
Masic prova a prendere la penetrazione, il tiro in corsa piuttosto difficile a dire il vero, non va a segno. Ora Fumagalli, che nel frattempo è tornata sul parquet, ribalta il lato, si propone ora con un taglio, la palla però circola ancora sul perimetro, deve affrettarsi Monica che sbaglia il tiro dalla lunga distanza, recupera Masic, attacca la Virtus, qui prova il taglio backdoor Beatrice Mastio, non viene però servita. Masic decide di affidarsi a Carolina Scibelli, lavora col piede perno Scibelli, il tiro con la mano mancina è sbagliato. Qui Zizola, premiata la sua caparbietà, è andata bene al rimbalzo d'attacco e ha realizzato il meno 19. Virtus Cagliari 30-49. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo terzo quarto. Qui palla persa con il malinteso tra Fumagalli e la numero 11, si trattava di Alice Richter. Urla di incoraggiamento da parte della panchina della Virtus, nonostante l'ampio margine di svantaggio non vuole mollare nulla, vuole combattere fino alla fine. La formazione di coach Nello Schirru in piedi a dare indicazioni alle sue ragazze. Ora la ricezione per Carolina Scibelli, prova ad attaccare dal palleggio la sua diretta avversaria, vale a dire Marina Fumagalli. Qui due giocatrici virtussine a terra, si tratta di Scibelli e di Zizola. Il fischio arbitrale però premia la Ecodentalpo, che potrà riportarsi in zona d'attacco con 50 secondi sul cronometro. Pronta sul cubo dei cambi e fa il suo ingresso in campo Giada Podda, esce Eleonora Zizola. Zizola, una delle nuove arrivate in casa Virtus Cagliari, giocatrice classe 1994, nativa di Venezia. Anche per lei un ricco palmarès a livello giovanile, ha infatti vestito la maglia della Reyer Venezia, con cui ha vinto il titolo Under 19 giocando da centro titolare. È arrivata la palla recuperata da parte della Virtus, che ora si ripropone in zona d'attacco con Mia Masic a gestire questo possesso. La palla ora per Beatrice Mastio, che deve affrettarsi nell'andare a cercare un tiro. Arriva il fallo da parte di Borsetto con 7 secondi ancora per la conclusione per la Virtus Cagliari. Non c'è il bonus, appena il secondo fallo di squadra da parte della Ecodentalpo, dunque si tratta di semplice rimessa laterale in favore delle ragazze di coach Nello Schirru. Ballardini fuori da Mastio, Mastio mano sinistra, prova a girarsi, ancora fuori da Scibelli, 3 secondi per il tiro, palla persa, il recupero di Toffali, che ha vita facile nel andare a segno in solitaria. 10 secondi, ultimo attacco del terzo quarto per la Virtus con Giada Ballardini, il possesso e il passaggio in angolo per Masic, la sua tripla si infrange però sul tabellone, o meglio scusate sul ferro, e allora dopo 30 minuti ancora più 21 Ecodentalpo 51-30 qui al Pala Restivo sulla Virtus Cagliari. Si torna a giocare al Pala Restivo, ultimo quarto di Virtus Cagliari Ecodentalpo. La formazione ospite ha messo una serissima ipoteca sulla vittoria finale, infatti tabellone recita un eloquente 51-30 al di là della sconfitta. Insomma, questa partita ha detto che la Virtus fino a questo momento ha senza dubbio delle difficoltà in zona d'attacco. 30 punti segnati in 30 minuti sono davvero pochi, e questo è uno degli aspetti sicuramente su cui coach Nello Schirru dovrà andare a lavorare con pazienza e con costanza nel corso di questo campionato, con la Virtus che si candida ancora una volta a conquistare un'altra permanenza nella categoria con un roster piuttosto giovane, se si eccettua ovviamente l'esperienza di Sabrina Pacilio, anche oggi, così come era stato a Costa Masnaga, insomma una delle migliori sicuramente nelle fila della Virtus. Virtus ora in attacco con Giada Ballardini, qui servita Masic, lavora col piede perno, riesce a superare
con il fisico Toffali ad appoggiare un bel canestro che vale il 32-51. E chissà che nel corso di quest'ultimo quarto coach Nello Schirru non darà fondo alla sua panchina. Ci sono diverse ragazze molto giovani del vivaio della Virtus in panchina. Alcune le abbiamo già viste nel corso della scorsa stagione, come Laura Porcu, come anche Laura Pellegrini Bettoli. Vedremo se ci sarà spazio per loro nel corso di questo finale. Qui altro canestro con un altro ottimo piazzato dalla media distanza per Giulia Monica. Ora Beatrice Mastio, la palla all'indirizzo di Scibelli che ribalta il lato dove c'è Mia Masic, arriva ancora Scibelli per il pick and roll, riceve ora spalle a canestro Scibelli, strappa via il pallone con grande decisione Zanardelli, che nel frattempo è tornata in campo. Santarelli ora, c'è spazio qui per Toffali, palla fuori, Fumagalli, il pick and roll con Santarelli, ancora il blocco da parte di Fumagalli, servita Monica, prova a prendere il centro dell'area, le strappa via il pallone Beatrice Mastio, che poi controlla anche la sfera e propone in direzione di Ballardini. Gran passaggio qui di Giada Ballardini, che vede Carolina Scibelli già pronta a convertire il lay-up dal cuore dell'area. Non può fare altro che spendere il fallo la difesa della Eco Dentalpo. Secondo fallo di squadra della formazione di Villafranca di Verona. E gita in lunetta per Carolina Scibelli, che ha sbagliato il primo libero. Dentro invece il secondo. Meno 20. Virtus 33-53. E doppio cambio per coach Nello Schirru. Applausi per Carolina Scibelli e Beatrice Mastio che lasciano il parquet. C'è spazio per Eleonora Zizzola e Sabrina Paciglio in maglia numero 8. Attacca la Ecodent contro la difesa zona della Virtus. Qui spazio per il tiro da 3 punti di Toffali, rimbalzo lungo ed extra possesso per la formazione di Villafranca di Verona, che va a segno poi da sotto, ancora con Zanardelli, pescata nel pitturato, più 22 Eco Dentalpo. Qui Ballardini prova ad andare in penetrazione, netto il fallo da parte di Fumagalli, che va a fermare irregolarmente la sua azione offensiva. 7 minuti 32 secondi prima del termine della gara. Viaggio in lunetta per Giada Ballardini, che sbaglia il primo libero. Giada Ballardini, playmaker anconetano, classe 1986, ha segnato il secondo libero. Grande esperienza per lei tra la A2 e la A3. Arriva proprio da Ancona, dove formazione meglio allenata in questa stagione da un tecnico sardo, ovvero Beppe Cavoni, che in passato ha avuto modo anche di guidare la Virtus. Qui è arrivato il canestro da parte di Marina Fumagalli, che è pronta in lunetta per il libero aggiuntivo. Intanto coach Nello Schirru ha provveduto a un cambio, richiamando in panchina Giada Podda e spedendo sul parquet la numero 15. Dovrebbe trattarsi di Laura Porcu. Si tratta invece di Carlotta Zucca, la giocatrice in maglia numero 15. C'è un piccolo errore sulla nostra distinta. Virtus Cagliari in attacco, qui bella alto-basso giocato da Ballardini in direzione di Zizzola, che converte il canestro del 36-57. 6 minuti e 57 secondi prima del termine dell'incontro. Attacca la Eco Dentalpo, qui spazio per Toffali, che preferisce andare fuori da Santarelli. Il tiro da 3 punti è sbagliato, strappa il rimbalzo Mia Masic e porge in direzione di Giada Ballardini. Ancora Masic, qui cerca e trova lo spazio per l'arresto e tiro vincente.
dalla lunetta, bel canestro di Mia Masic che ha faticato e non poco nel corso soprattutto dei primi 20 minuti a trovare la misura con il tiro dalla lunga distanza. Qui lavora bene in attacco la Ecodent, dimostrando di essere formazione organizzata anche a livello tattico. L'abbiamo vista anche l'anno scorso sui nostri schermi, impegnata nel girone delle squadre sarde nel campionato di Serie A2. Brillante salvezza per questa formazione, abbiamo detto, di Villafranca di Verona, o meglio di Alpo, che è una frazione di Villafranca di Verona. Formazione fondata nel 1999 che ha fatto un po' tutta la trafila partendo dalle minors, dalle serie inferiori fino ad approdare, scusate, nel 2013-2014 al campionato di Serie A2, campionato in cui sta ampiamente meritando di restare. Qui l'attacco della Virtus, azione a dir poco confusa col pallone che rimbalza sulla nuca di Carlotta Zucca, molto sfortunata in questo caso. Qui l'errore, e poi Zanardelli dalla spazzatura della partita trova altri 2 punti che portano la Ecodent sul 64-38. Torna in campo Marina Zinic, vuole tenere alta l'intensità in campo coach Nicola Soave, mentre la Virtus è in attacco con Mia Masic che ha già servito Sabrina Pacilio. Pacilio si costruisce un buon tiro che però non riesce a mandare a segno. Qui sente un fischio, probabilmente Zucca, lo avevamo sentito anche noi, un fischio che sembrava forse provenire dal tavolo, che ha confuso la giocatrice della Virtus, sanzionata poi con un'infrazione di passi, palla persa. Qui intercetto da parte di Sabrina Pacilio che conduce poi la transizione, si arresta, prova il tiro dalla lunga distanza, a segno Sabrina Pacilio, cuore e anima quest'oggi della Virtus. Con la sua esperienza sarà senz'altro determinante nel corso del lungo cammino la formazione bianco-blu nel corso di questo campionato. Qui è arrivato un fallo. E intanto lascia già il campo Zucca. Al suo posto c'è la numero 5 Silvia Loi, anche lei molto giovane, guardia, classe 1996, nata e cresciuta nelle fila della Virtus Cagliari, formazione con cui milita dal 2011. Errore intanto col primo libero da parte di Sabrina Pacilio. 0-2 per lei, rimbalzo conquistato da Fumagalli e poi Borsetto riesce a servire nonostante la pressione Santarelli. Ora la palla per la numero 5 Toffali, pescata in angolo Santarelli, ancora fuori per il tiro da 3 di Borsetto. Grande attacco da parte della Ecodent Alpo, circolazione davvero eccellente, palla in angolo, poi il passaggio in punta per il tiro da 3 facile da parte di Borsetto. Qui per poco non arrivava, o meglio era arrivato il recupero di Santarelli, che però poi non è riuscita a mantenere la sfera in campo. Esce proprio Santarelli, lascia il parquet in favore di Maria Zanella. Maria Zanella ora in difesa su Mia Masic. La palla per Pacilio che prova a essere ancora il faro delle sue in attacco. Stavolta il suo tiro non trova fortuna. Zanella prova a servire Zinic, qui altro bel passaggio, la palla fuori per il tiro da 3 di Toffali, domina il rimbalzo ancora Zinic e altri 2 punti. Sta dimostrando di essere davvero un'ottima squadra questa Ecodent Alpo oggi
altra azione d'attacco davvero ben costruita e da un buon tiro. Come sappiamo nasce spesso anche una buona occasione al rimbalzo, qui Zinic lo ha dimostrato andando a conquistare la carambola e a realizzare altri 2 punti. Qui intanto va ad avverarsi, insomma, quanto avevamo anticipato in precedenza con le giovanissime di Casa Virtus che piano piano fanno il loro ingresso in partita ormai ampiamente compromessa, 69-41. Richter ancora in direzione di Zinic, palla fuori per il tiro da 3 ancora da parte di Zanella, in questo caso Maria Zanella, giocatrice veneta di Schio, che è un po' la patria della pallacanestro femminile in Italia, giocatrice che ha militato anche nel Cuschieti, formazione con cui ha conquistato una promozione dalla Serie A2 alla 1, allenata peraltro dal già citato coach Beppe Caboni nel 2012, scusate. 74-41, parziale forse anche ingeneroso per la Virtus, che perde un altro pallone. Qui la fuga in contropiede ancora da parte di Maria Zanella, pallone leggermente troppo lungo. 1 minuto e 52 secondi ancora di passione per la Virtus, che ormai attende solamente la fine di questa partita. Punteggio eloquente, Virtus Cagliari che ora trova 2 punti facili con Zizola. L'attacco della Ecodentalpo con Fumagalli in angolo, c'è il tiro da 3 punti, questa volta sbagliato da parte di Elena Borsetto. Percentuali elevatissime per la formazione veneta nel corso del secondo tempo dall'arco. Ancora Zanella a servire Fumagalli, prende posizione Richter accoppiata con Pacilio, il tiro dalla media distanza sbagliato da parte di Zanardelli. E ora Silvia Loi che cerca anche un po' di gloria personale. Pacilio a servire ancora Silvia Loi, cerca la penetrazione, perde però il pallone contro la difesa aggressiva della Ecodentalpo nonostante l'ampio margine di vantaggio. Intanto vediamo un'altra giovanissima pronta sul cubo dei cambi per la Virtus Cagliari, si tratta della numero 12 Laura Porcu. Ultimi 23 secondi di partita qui al Pala Restivo. Ecodentalpo in attacco per chiudere in bellezza questa gara, l'ha vista praticamente dominare in lungo e in largo. Qui altro tiro da 3 punti, stavolta scheggia il ferro Fumagalli, palla per la nuova entrata Laura Porcu. Pellegrini Bettoli contro la pressione di Zanella, le strappa via il pallone ma non c'è più tempo, finisce così al Pala Restivo 74-43, vittoria larghissima per la Ecodentalpo sulla Virtus Cagliari. Noi intanto andiamo a guadagnare il parquet per raccogliere le impressioni a caldo delle giocatrici. Vediamo la prima disponibile, Sabrina Pacilio. Sabrina, siamo in diretta su
directasport.it e sardegnasport.com. Allora ti vado a chiedere un'impressione su questa partita difficile, forse si sapeva anche alla vigilia, le vostre avversarie non hanno concesso nulla, insomma c'è qualcosa che si può salvare da questa partita? Allora, sicuramente il primo quarto, questa volta siamo partiti molto meglio rispetto alla prima partita fuori casa, infatti sinceramente non mi aspettavo di prendere così tanti punti poi alla fine del secondo quarto. Abbiamo iniziato molto bene sia in attacco che in difesa, il secondo quarto è stato un momento proprio di blackout, abbiamo cominciato a prendere iniziative personali, non abbiamo giocato di squadra e loro ci hanno punito ogni volta, non riuscivamo a tenere 1 o 2 palleggi e sono state bravissime a fare penetrazione e scarico, ci hanno punito tantissime volte da 3 punti. Davvero un peccato perché sicuramente qualcosa è cambiato rispetto alla prima partita, almeno l'atteggiamento, e questa sicuramente è una squadra migliore rispetto a quella che abbiamo incontrato alla prima di campionato, quindi speriamo di fare progressi e di far sì che insomma qualcosa cambi a livello proprio di risultato. Pensavate forse di essere un po' più avanti a questo punto della stagione nella fase di costruzione della chimica di squadra? Sinceramente mi sento ancora un po' indietro, forse questa settimana abbiamo iniziato, quindi penso che ci vorrà ancora un po' di tempo, siamo una squadra nuova e soprattutto molto giovane, siamo il quintetto tutto proprio nuovo, quindi ci vuole ancora un pochino e soprattutto oggi è rientrata per la prima volta Carolina Scibelli, ha fatto quello che poteva, anzi anche troppo, perché comunque si è allenata proprio pochissimo, quindi credo che con lei in forma sarà tutto diverso, proprio nel modo di giocare, di squadra e tutto insomma. Chiedo una battuta anche sul tuo ruolo in questa squadra nei momenti di maggiore difficoltà, anche nel secondo tempo sei andata a prenderti i tiri, le responsabilità in attacco, è stato un po' il faro offensivo come già era stato a Costa Masnaga, quale senti insomma sia il tuo ruolo all'interno di questa squadra? Sì, io cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra, ovviamente mi piace tirare, però mi piace anche molto passare la palla, quindi se mi rendo conto che la squadra riesce a giocare con i miei passaggi, se trovo una compagna più libera sono ben contenta io di passare la palla. Certo è che quando vedo che c'è un blackout e non riusciamo e quindi usciamo magari dagli schemi, qualche volta devo forzare anche io, quindi sicuramente quello sì, anche perché devo cercare comunque di aiutarci, di darci una mano per quello. Perfetto, grazie allora Sabrina Pacilio, la lascio andare a raggiungere le compagne, intanto vediamo se riusciamo a intercettare qualche altro protagonista di questa gara per commentare questa bella e larga vittoria della Ecodent Alpo che dicevamo ha mostrato. Ecco, ci raggiunge coach Nicola Soave, in questo momento coach siamo in diretta, allora cosa possiamo dire di questa larga e bella vittoria da parte della sua squadra che ha dimostrato e mostrato anche degli ottimi sprazzi di gioco, soprattutto nel secondo tempo? Sì, diciamo che noi arrivavamo da una prima partita di campionato dove dalla sconfitta avevamo voglia di riscattarci, siamo arrivati in difficoltà perché ieri sera si è fatta male Bottazzi, nella notte Rossi siamo arrivati senza 2 giocatrici per noi comunque importanti e quindi siamo state brave ad unirci ancora di più e a chiudere quelli che sono stati i loro punti di forza, quelli che sono i loro punti di forza insomma. Primo quarto forse un po' equilibrato, poi avete preso il largo, qual è stato il segreto di questa vittoria? Primo quarto ovviamente è stata punto a punto, è stata più giocata, dovevamo capirci un po' sia noi sia loro come giocavamo, dovevamo difendere bene su Masic, Scibelli e Pacilio, quando abbiamo chiuso un po' i loro 3 terminali poi in attacco siamo stati bravi, l'abbiamo vinta in difesa su loro 3, poi in attacco abbiamo trovato una giornata buonissima al tiro con ottime soluzioni e lì è stata un po' la chiave della partita. Siete una realtà che è cresciuta piano piano, un passettino alla volta, quest'anno volete magari mettere l'asticella un po' più in alto per quanto riguarda gli obiettivi? Diciamo abbiamo una società che cerca ogni anno di migliorarsi, questo non vuol dire che ci si riesca, però cerchiamo di migliorarci facendo degli inserimenti nuovi, dando continuità comunque
alla squadra che comunque si è conquistata nei vari anni le varie promozioni e inserendo quelle che sono un po' le nostre giovani. C'è questo mix di esperienza, giocatrici comunque giovani, e cerchiamo di migliorarci. L'anno scorso abbiamo fatto la pool promozione, quest'anno sarebbe bello arrivarci ai playoff, vincere almeno qualche partita in più, insomma, ma il campionato è talmente lungo che è difficile fare previsioni, sono tanti punti di domanda che possono succedere durante tutta la stagione. Perfetto, allora ringrazio anche coach Nicola Soave, gli faccio un'altra volta i complimenti per come la sua squadra si è espressa quest'oggi. Vediamo se c'è disponibile anche coach Nello Schirru nei paraggi, sembrerebbe di no. Non ci sono altri esponenti della Virtus Cagliari da sentire, allora direi che possiamo andare a chiudere questa diretta dal Pala Restivo di Cagliari. Io ringrazio Mauro Faris che ha curato le immagini e la parte tecnica di questa diretta e vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport